Eccoli dopo la lunga notte elettorale e un buon sonno i neosindaci di Vittorio Veneto, Mogliano e Preganziol. Sono loro il volto della trasformazione della Marca, oltre 30 ad oggi comuni amministrati dal PD. Tra questi 3 dei 4 centri, oltre i 15.000 abitanti, andati al voto. Addirittura Vittorio Veneto, Roccaforte, che sembrava impossibile da espugnare. Finalmente si gira pagina in 4 comuni su 5 dove siamo andati al ballottaggio. Il centro-sinistra ha vinto, in particolare di Gorrevine il centro-sinistra, e negli altri 3 comuni proprio un sindaco con netta appartenenza del PD. Ce l'aspettavamo, meglio ci speravamo, abbiamo lavorato per questo, i cittadini ci hanno dato ragione. Per Andreetta il prossimo obiettivo è Castelfranco. Nel frattempo al PD tocca fare i conti anche con la vittoria leghista a Padova e l'inchiesta che ha travolto il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. La Patreve, che sembrava a portata di mano, ha ora un destino incerto. Si prospetta probabilmente una battuta d'arresto o quantomeno una difficoltà in questo momento a procedere così come si sperava verso questo obiettivo. Però c'è da tener conto che Venezia effettivamente non c'è il sindaco Orsoni, però c'è un vice sindaco e a tutt'oggi la giunta è insediata ancora, pertanto voglio dire, per Venezia il problema è anche limitato, bisognerà capire cosa vuol fare Padova, questo sì.